che Giuseppe Arcuri, Presidente del Consiglio Comunale di Montevago. Buonasera a tutti, cari amiche, cari amici, è con naturale emozione che rivolgo intanto al Presidente Lombardo e a tutti voi un indirizzo di saluto. Mi onoro anche di portarvi il saluto e il caloroso abbraccio di Montevago, un piccolo paese sperduto nella valle del Belice, che nelle recenti elezioni comunali ha visto crescere esponenzialmente il consenso per il nostro movimento, ottenendo di fatto il primato nella politica locale. Sono piccoli risultati, ma per un paese come il nostro è un grandissimo risultato. Parto da qui, parto dalla testimonianza, dal dato che il successo, il consenso politico va coltivato, va ricercato, costruito, partendo, dando ascolto soprattutto a quelle che sono le istanze della gente. Non ci sono correntismi, non ci sono personalismi, esiste solo il senso della vera e propria militanza. La storia politica del nostro partito locale si riflette nelle esperienze e nei contributi che ogni militante di varia estrazione e vissuto politico ha saputo portare e mettere in condivisione con gli altri. La naturale evoluzione del movimento deve trovare la sua forza nella pluralità delle idee, della sua base, della consapevolezza della centralità della questione meridionale che oggi più che mai grava sulle fasce più deboli e soprattutto sui giovani che ormai sono costretti a migrare e a prendere la via per il nord. Sono stanco di accompagnare i miei familiari all'aeroporto, sono stanco di piangere per loro, sono stanco di vederli senza un lavoro e senza la certezza di un futuro. Abbiamo 50 anni di malgoverno, abbiamo 50 anni di assistenzialismo, abbiamo 50 anni di clientelismo, abbiamo 50 anni di lobbismo che hanno mortificato le nostre terre, hanno mortificato la nostra gente. E perché no? Perché non parlarne in questo contesto? Perché non parlare anche del grande problema che attanaglia la nostra terra? Come diceva Paolo Borsellino, la lotta alla mafia è il primo problema che deve risolvere da subito una classe dirigente seria e competente. Nella nostra terra bellissima e disgraziata, ovviamente per far questo occorre che ci sia un movimento culturale, un movimento anche religioso, un movimento politico che coinvolga tutti e consenta di sentire, come diceva lo stesso Borsellino, quel profumo, quella bellezza del fresco profumo di libertà che si contrappone al puzzo del compromesso morale, all'indifferenza, alla contiguità e quindi alla complicità. Il meridione nella sua globalità è stato sempre territorio di conquista e oggi è sempre più represso dal centralismo romano che ne ha fatto e ne ha umiliato quelle che sono le componenti importanti e vitali, i giovani. Il mio intervento partiva con una semplice riflessione: autonomia e basi ideologiche del nostro movimento. Siamo amici o compagni? Penso che come prima cosa siamo siciliani, poi siamo meridionali e infine siamo italiani che si riconoscono e hanno sempre avuto rispetto e fiducia per le istituzioni. Ma ora siamo anche un popolo stanco che non si vuole più chinare davanti a nessuno, siamo un popolo che vuole rivendicare la propria storia, le proprie origini, la propria territorialità, la propria autonomia costituzionale. È proprio questo il principio che non ha assolutamente un collocamento politico definitivo, non è di destra, non è di sinistra, in quanto questi sono ambiti molto ristretti se paragonati a quello del cuore di un siciliano vero. La Sicilia, amici nostri, amici miei, è solo dei siciliani. Grazie.